Non si ferma il fenomeno dei suicidi legati alla crisi nel Veneto. A Padova un noto benzinaio della stazione Agip di Gattamelata si è lanciato dal 10° piano dell'ospedale Patavino nel vuoto. La crisi mi ha tolto il sorriso, ha detto. L'ennesimo atto estremo, l'ennesima denuncia contro un sistema che continua a produrre sempre più poveri e ad arricchire sempre più i più ricchi. Esiste un Ministero delle Pari Opportunità e in molte regioni, province e comuni esiste un assessorato dedicato alle pari opportunità. Eppure di politiche eque per aiutare chi è in difficoltà non se ne vedono. La meritocrazia è un mito ormai sbiadito. E a proposito di pari opportunità, un altro scandalo la dice lunga su come sia intesa questa delega dai politici. Il governatore dell'Abruzzo, Gianni Chiodi, è accusato di aver favorito l'assunzione per 4 anni alle pari opportunità regionali di una donna, Letizia Marinelli, 2 mesi dopo un incontro galante che sarebbe documentato da un rimborso spese in un albergo. Non ho mai favorito nessuno, ha detto il governatore, anche se non ha nascosto la relazione, e nonostante l'inchiesta in corso ha ottenuto la fiducia di Berlusconi. Sono il suo candidato di centrodestra, ha detto. Figuriamoci se il cavaliere si formalizza. Lui alle pari opportunità dalla Carfagna in giù ci ha sempre creduto.